Le nostre telecamere sono andate sul Delta del Po per raccontarvi con Ambi Veneto del problema del cuneo salino. Come tutelarci? Beh, scopriamolo insieme nel servizio. Dalla valle a monte, nuovi scenari per il Delta del Po. Questo è il titolo del convegno ideato da Ambi Veneto inserito nella settimana della sostenibilità del Delta del Po. Un appuntamento che ha voluto fornire un momento di riflessione e confronto sulle questioni ambientali e socio-economiche che caratterizzano territori di confine tra fiume e mare. È un po' un luogo simbolo, in queste zone è successo per il passato quello che sta succedendo adesso in Emilia-Romagna. Anche la giornata di oggi serve un po' per riflettere e per capire quali possono essere le prospettive di miglioramento di quella sicurezza idraulica di cui tutti ormai stanno avvertendo la necessità. Gli ingegneri, i nostri tecnici stanno progettando e cercando di capire come poter difendere il territorio dal mare, dall'intrusione del mare. È un problema che riguarderà tutti i fiumi del Veneto, ma soprattutto tutti i fiumi lungo la costa e quindi sarà un test importante per capire come difendere il territorio attraverso queste strutture. Un'insolita lettura di controcampo del grande fiume per il quale c'è necessità e urgenza di attuare i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 in fretta rispetto ad altri territori. Tra le minacce alle quali i consorzi stanno cercando soluzione concreta c'è la risalita del cuneo salino, un problema per le aree ambientali e produttive sempre più vasto. Per questo la soluzione è una barriera antisale mobile. Non avendo questa barriera non riusciamo a fermare quel po' d'acqua che arriva dalla montagna nei mesi estivi, perché defluisce a mare. Qua noi siamo alla fine, siamo alla foce e l'acqua del mare viene su, perché non arriva giù acqua da monte perché non piove. Adesso l'autorità di bacino e il governo ci hanno autorizzato il progetto preliminare. Spero che non passino tempi biblici. Fondamentale però la cooperazione tra territori. Noi abbiamo bisogno, al di là di quelle che possono essere le problematiche interne in un territorio che ci sono sempre tra comuni, tra i territori, però di fare un po' squadra, perché nei contesti nazionali, soprattutto internazionali, dove oggi si possono avere risorse e attenzioni importanti, ci dobbiamo presentare con un corpo unico. Questo quindi è un po' il lavoro che mi sono ripromesso di fare.